il fatto di aver realizzato un materiale che riduce gli anni X in modo significativo è un tema che tocca evidentemente le corde vocali proprio di chi vive, cioè sono le nostre poi corde vocali, perché viviamo in questo ambiente, dobbiamo averne cura. È un premio ovviamente rivolto a tutti i professionisti e ovviamente a tutti i professionisti che si impegnano non solo a guardare il taglio di design e di architettura, ma design e architettura che è. Qui do un'informazione che alcuni di voi hanno già visto, almeno alla nostra interna università, la data che ricordo bene perché è la data del mio compleanno, mi colpì molto questa data, perché il 21 agosto del 2010, l'anno scorso, il mondo aveva finito tutta quella che era la disponibilità della natura, che dava come possibilità, quindi l'uomo aveva utilizzato il 21 agosto già tutto il bene del globo terra e acque. E se andiamo a quella successiva, in realtà si evince che nel 2010 sono state consumate il 150% delle risorse naturali. Ora voi sapete che moltissimi di voi, anche coloro che sono in sala, amano molto, lo so, preferiscono presto lavorare con la pietra naturale, però la pietra naturale tutte le volte che uno estrae un blocco e lo applica, è bene ricordarsi che 3/4 in sfrigo e 1/4 è utilizzo. 1/4 è un elemento che magari è ma come? Dal momento dell'estrazione un dato che è certificato addirittura in volume manuale di coloro che utilizzano la forma in mano. Noi ovviamente consumiamo per ciò che produciamo, non è che il materiale si crea dal nulla, però abbiamo un rapporto con la natura che è di 1 a 1 sull'utilizzo, cioè togliamo 1 e diamo 1. Questo credo che sia un elemento valoriale per chi progetta e anche per noi che siamo in industria. Se noi continuassimo secondo la scala del consumo e l'utilizzo tradizionale dei materiali senza pensare di innovare la nostra idea, la nostra industria, nel 2050 ci vorrebbero 2 globi e mezzo. Quindi noi siamo di fronte a uno scenario che sta cambiando in un modo molto evidente e che comunque non ci sarà consentito di fatto che ciò possa avvenire. Ecco, io ci tenevo anche a spiegare questo progetto, mi sembra che sia fatto bene, anzi nella sede della Granarolo, per la quale ha detto Luca Drago, che gentilmente magari viene vicino a me, facciamo un applauso. Luca Drago è uno dei partner dello studio Quattrosa, uno studio importante in questa città, e ha organizzato questo edificio che la giuria l'anno scorso ha premiato come il primo classificato, poi magari raccontare l'esperienza, come un altro progetto, Tanto grazie sempre, mi piace essere carino per questo premio. L'edificio è attualmente in corso di appalto, stiamo chiudendo il corso di appalto, quindi tra breve sarà iniziata la costruzione. Il premio intanto è un bel premio, ritengo, perché comunque il fatto di premiare non tanto l'idea architettonica, ma legata anche al concetto di materiale innovativo, come diceva Graziano, l'uso di materie che in qualche modo non vadano troppo a incidere in generale sullo stato del nostro pianeta, già di per sé credo che sia tanto positivo. Ed è premiata questa idea di coniugare appunto il dato del risparmio delle nostre risorse naturali con comunque l'idea e l'obiettivo di creare degli oggetti che siano belli e piacevoli, magari durino anche nel tempo. Quindi sarò molto lieto per una volta di non essere giudicato ma di giudicare. Spero che ci sia un ampio, che la partecipazione sia molto ampia e sarò molto lieto assieme ai colleghi della giuria che sono molto votati. E quindi mi auguro che tutto sarà come credo di discutere insieme. Questo è il momento della premiazione, un momento molto bello, è una serata di gara organizzata sulla borsa, quindi l'immagine che ripeterà, avanti. Riepiloghiamo di nuovo, un premio rivolto a progettisti, architetti, ingegneri, designer, a imprese e committenti e anche ai distributori. Abbiamo voluto allargare anche il campo ai nostri distributori, che sono pochi a un certo momento, ma che ovviamente, ai quali ovviamente verrà data dopo questa presentazione ampia divulgazione, proprio perché vogliamo che tutta la filiera sia impegnata in questo processo di attenzione a un costruire secondo natura. Sì, qui abbiamo messo anche le 3 T in piazza sul discorso del tempo, del talento, della tecnica, perché sono tutti elementi
tempo perché non abbiamo tanto davanti a noi, dobbiamo fare in fretta per cambiare i modi per ricordarlo. Il talento perché voi progettisti ce l'avete, la tecnica ci proviamo a pensare noi. Ecco, qui adesso le immagini non le riuscite a vedere, non riuscite a vedere per quale ragione, ma vi assicuro che sotto ci sono dei materiali che sono straordinari, dal taxus al michelangelo statuario, all'S Extreme, al Marfi, e sono materiali che sono disponibili nella collezione Extreme dal 150 per 75 al 37,5 per 75, certamente in fiera avrete occasione di vedere. Ecco, qui finalmente arrivano, ci sono anche le collezioni che si rifanno alle resine di cementi fatti in ceramica tecnica, nei formati più tradizionali 120 per 60 e 60 per 60 cm. La collezione serie 100 è una collezione molto importante, è la collezione che per primi abbiamo creato nel nostro comparto con la possibilità su alcune famiglie di arrivare fino al 100% di materiale riciclato. Quando vedete 80 e 70 vuol dire che questi materiali contengono l'80 e il 70 rispettivamente di materiale riciclato al proprio interno. Sono poi recuperi di vetro, recuperi di ceramica, recuperi di sanitari utilizzati e mantengono inalterate le stesse caratteristiche tecniche dei nostri materiali, quindi 7 volte più duri dei materiali di carta, 10 volte meno solventi, molto più semplici. Ci sono anche qui le collezioni quarziti che hanno sempre questa tecnologia active vi ricordo il materiale, quello che vedete qui, che rende quasi gli ambienti d'odore, proprio perché attraverso la luce, con un semplice processo di fotocatalisi, con l'applicazione del biossido di titanio ad alta temperatura, elimina odori, elimina i batteri che vanno al 100%, anche i peggiori, e soprattutto riduce anche gli NOx che sono presenti nell'aria. Ecco, questa è la grande novità della fiera alla quale faceva riferimento il dottor Vinci prima. Le immagini non ci sono di nuovo, ma non le potrete vedere in fiera. Abbiamo replicato il Michelangelo statuario, il terreno marchio, delle pietre e dei cementi anche, che sono materiali molto usati in architettura, nel formato 3 metri per 1,5 metri. Ecco, questa è la vera novità e l'abbiamo ottenuto con una nuova tecnologia che ci ha consentito di realizzare questo materiale in 6 mm di spessore da pavimento, che sarà già stato anche qualcuno nel corso degli anni che ha sviluppato dei materiali 3 metri per 1, per la verità in 3 mm di spessore. Comunque 3 metri per 1 vi può sembrare strano, ma rispetto a un 3 metri per 1,5 metri è 50% in meno, quantomeno come dimensione. 3 metri per 1 sono 3 metri, 3 metri per 1,5 sono 4,5 metri. Ecco, pensate una lastra che è 4,5 metri. Praticamente un pavimento è con assoluta continuità ed è anche dal punto di vista della presevolezza estetica straordinario. Soprattutto abbiamo dato la possibilità di fare un pavimento e un rivestimento che si può appoggiare 3 mm o 6 mm. Quindi anche questi materiali fanno parte ovviamente del premio. Andiamo avanti. Vi devo dire grazie per essere venuti e avermi ascoltato e adesso si continua, credo, con il presidente di Ferroni, spero che ci dirà qualche cosa sulla fiera, magari se ha apprezzato questi materiali.